Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ferisce il figlio e la nuora al culmine di una lite a Corigliano Calabro, poi l'uomo, 76 anni, si è barricato in casa. Solo l'intervento di un carabiniere negoziatore ha evitato il peggio. Rischio idrogeologico ed erosione costiera, stanziati 26 milioni di euro destinati a 24 interventi del piano operativo del Fondo di Sviluppo e Coesione, 147 i cantieri avviati. Tante domande senza risposta dopo la fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS, sindacato autonomo in piazza a Catanzaro. Le novità previste dalla legge di bilancio all'esame dei sindaci, il seminario promosso dall'ANCI Calabria. Sempre più complicata la situazione che si vive nel porto di Gioia Tauro, i sindacati lanciano l'allarme e chiedono un incontro con il governo. Presa di mira dalla banda dei furti, ancora una volta la zona industriale di Rende, un'azienda che si occupa di impiantistica per la sicurezza stradale, ha portato via materiale per 40.000 euro. Le calabresi di Serie C con il vento in poppa vincono il Cosenza e Rende la Regina, pari del Catanzaro in terra campana. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli. A Corigliano Calabro, siamo nel Cosentino, tragedia sfiorata, un anziano al culmine di una lite ha sparato contro il figlio e la nuora, ferendoli entrambi, e poi grazie anche all'intervento di un carabiniere lui ha desistito, si era barricato in casa. I particolari nel nostro servizio. Drammatico pomeriggio a Schiavonea di Corigliano Calabro, dove un anziano commerciante, Cosimo Sisto, ha fatto fuoco con una pistola calibro 38 contro il figlio Francesco di 44 anni e la moglie di questi di 47 anni, ferendoli gravemente. Il fatto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il figlio, che è in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso nell'ospedale di Cosenza, è ferito al torace ed è stato posto in coma farmacologico. La donna è stata invece portata nell'ospedale di Rossano. La prognosi è riservata per entrambi. L'anziano, titolare di un panificio, ha sparato contro i parenti e si è poi barricato in casa. Nell'abitazione c'era anche la moglie, che ha assistito alla scena inerme. Le forze dell'ordine, giunte immediatamente sul luogo, hanno circondato tutto il caseggiato. L'uomo non voleva sentire ragioni e non voleva arrendersi, ma grazie ad una certosina opera di convincimento da parte di un carabiniere negoziatore e di alcuni parenti, alla fine ha deciso di consegnarsi ai militari, che lo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato. Sarà presto interrogato dai magistrati della procura di Castrovillari. Ancora cronaca, prosegue l'escalation di furti nella zona industriale di Rende. Tra sabato e domenica la banda ha preso di mira un capannone portando via ben 40.000 euro di materiali appunto che erano custoditi all'interno del capannone. L'imprenditore ha detto: consegno le chiavi al prefetto, ci vuole coraggio a fare impresa in Calabria. Anna Fanchino. Consegnerò le chiavi dell'azienda al prefetto Tomao perché in Calabria è difficile operare. Questo l'amaro sfogo di un imprenditore che nella notte fra sabato e domenica ha subito l'ennesimo furto al suo capannone nella zona industriale di Rende. L'azienda si occupa di impiantistica per la sicurezza stradale dal 1948. Ammonterebbe ad oltre 40.000 euro il bottino dei malviventi che si sono introdotti all'interno dell'impresa, eludendo il rudimentale sistema di allarme installato momentaneamente in attesa di realizzare il definitivo impianto di videosorveglianza. Si sono introdotti, secondo le ricostruzioni fatte dagli investigatori, con un diverso modus operandi rispetto agli altri furti, con un automezzo forse rubato di grosse dimensioni, hanno divelto le inferriate e caricato attrezzatura all'interno del furgone, come un escavatore, gruppi elettrogeni, generatori, cavi di rame, una troncatrice in acciaio e altri macchinari.
utilizzando indisturbati il muletto che si trovava all'interno dell'azienda. Non è il primo furto subito dall'imprenditore nella sede di Rende, ma il rammarico e la delusione è grande. L'ammanco subito metterebbe in crisi qualsiasi attività commerciale, soprattutto quella dell'imprenditore cinquantenne che ha 3 dipendenti e stava trasferendo le attrezzature da un capannone ubicato nel comune di Luzzi a quello nella zona industriale di Rende. Solo qualche settimana fa il furto subito dall'azienda Ritacca è ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ma l'escalation di rapine evidentemente, nonostante le tante denunce e le riunioni in prefettura della Commissione per l'Ordine e la Sicurezza, non accennano a fermarsi. Rischio idrogeologico ed erosione costiera, stanziati 26 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio. Le risorse previste dal piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione, coinvolti gli amministratori locali. Vediamo. La Calabria fragile delle frane, il rischio idrogeologico minaccia interi territori con il fiato sospeso ad ogni temporale, regione che fa i conti anche con l'erosione costiera, con le onde che a ogni inverno distruggono interi chilometri di lungomare. Le amministrazioni bussano alla regione e chiedono interventi per arginare i fenomeni. Dalla Cittadella fanno sapere che ci sono 26 milioni di euro. Si tratta dei finanziamenti previsti dal piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione, finalizzati ad aprire un percorso, si legge una nota, che deve portare in tempi brevi alla fase operativa dei progetti, coinvolgendo sindaci e presidenti di province per accelerare le procedure e arrivare velocemente alle gare d'appalto. Gli uffici del commissario, precisano da Germaneto, si occuperanno di accompagnare gli enti locali nelle varie procedure, ma anche di monitorare che vengano rispettate tutte le fasi del programma. Dal momento della sottoscrizione non sono concesse perdite di tempo. Ad oggi, è stato precisato, sono stati avviati 147 cantieri, di cui 60 chiusi, e tra i progetti finanziati ricordati in particolare quelli per il ripristino della ferrovia, come la linea Cosenza-Catanzaro, interrotta per le frane dal 2008. I dubbi adesso del sindacato autonomo dopo la fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS, il sit-in a Catanzaro. Vediamo. Dopo il via libera alla fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS, i dubbi e le perplessità del sindacato. L'operazione avrà ricadute positive sul sistema della mobilità calabrese, come si concretizzerà e come recuperare l'atavico divario tra nord e sud sono i quesiti posti dal Sab Orsa, che a Catanzaro ha attuato un sit-in davanti alla sede dell'ANAS. Abbiamo capito che c'è stata questa grande fusione da parte della politica, senza preavviso da parte di nessuno. Ben vengano le fusioni se sono determinate ad arrivare ad un determinato sostanza e capire soprattutto quello che si vuole andare a parare. Io so solo che l'ANAS era in forte deficit economico. Con questa fusione sembra che il debito sia svanito, non sappiamo in che modo e come, e addirittura lo Stato, il MIT con il MEF, il Ministero Economico e Finanziario, prevedono quasi 1 miliardo all'anno di finanziamenti all'ANAS per ancora non capire bene quello che si deve fare. Ecco, le nostre perplessità e preoccupazioni sono appunto un piano serio e che si capisca non solo ai dipendenti ma anche alla gente, insomma. Speriamo che in Calabria l'unione tra FS e ANAS porti veramente delle giuste connessioni nella mobilità, perché oggi bisogna parlare non più di strade o ferrovie, ma di una mobilità calabrese che è allo sbando negli ultimi 30 anni. Non abbiamo connessioni con aeroporti, questo è il nostro grave problema, cioè iniziare a recuperare questo divario che c'è tra nord e sud, in una mobilità che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione italiana per tutti i cittadini. O siamo ritornati a essere sudditi? Questo è quello che noi ci auguriamo da questa fusione. Restiamo nella città capoluogo perché sono davvero tante le novità contenute nella legge di bilancio 2018 che riguardano i comuni. Proprio l'obiettivo di consentire ai sindaci calabresi di approfondire gli aspetti della manovra che maggiormente interessano le amministrazioni locali. C'è stato questo incontro nella sala del comune di Catanzaro promosso dall'Anci Calabria. Vediamo.
Le maggiori garanzie a tutela della spesa e degli investimenti, nonché le misure riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità, la perequazione, il piano di rientro per i comuni in predissesto, l'allargamento degli spazi finanziari sono gli argomenti, chiamiamoli operativi, che consentiranno ad amministratori e dirigenti comunali di approfondire le nuove norme. Si è discusso di tutte queste tematiche nell'incontro promosso da ANCI Calabria in collaborazione con IFE, la Fondazione per la Finanza e l'Economia Locale, istituita in seno all'ANCI nazionale nel 2006. La situazione dei comuni italiani, va migliorando, mettiamola così. Oggi noi presentiamo qui in questo incontro con gli amministratori e i tecnici dei comuni calabresi i contenuti della legge di bilancio approvata a dicembre, quindi la legge di bilancio 2018. Possiamo dire che le cose migliorano, diciamo che è una legge espansiva, che non toglie risorse agli enti locali e che ha anche un altro vantaggio, quello di permettere una certa gradualità nell'applicazione di alcune riforme importanti come la riforma della contabilità o anche le norme che riguardano la redistribuzione perequativa del fondo di solidarietà. Qui diciamo il tempo volge al bello, ma la crisi è stata dura e ha lasciato segni molto forti, per cui anche il prossimo anno sarà un anno complicato per i comuni. Cercheremo di affrontarlo insieme, ANCI e il sistema ANCI, IFE, la Fondazione IFE sarà a fianco degli enti locali e dei comuni in particolare per darvi una mano. Un appuntamento molto atteso da sindaci e dai tecnici, che pone l'accento sulle opportunità offerte dalla nuova legge di bilancio, capitalizzare le istanze e i suggerimenti che sono venuti dalle stesse amministrazioni comunali, avendo inoltre la possibilità di evidenziare le criticità che restano e proporre le soluzioni da adottare. Questo è l'obiettivo della riunione, che ha focalizzato le novità in materia di riequilibrio finanziario e dissesto. Abbiamo migliorato anche sia le regole e i criteri di gestione degli spazi finanziari che l'ammontare di spazi disponibili. Abbiamo rifinanziato il bando aree degradate, speriamo che riguardi appunto i comuni non capoluoghi di provincia. Comunque ci sono tutta una serie di misure importanti sia sul versante degli investimenti che sul versante della gestione della spesa corrente. Rimane ovviamente il blocco della leva fiscale, è un problema che riguarda l'impatto sul rinnovo dei contratti, che però andranno rinnovati il più rapidamente possibile, sono fermi dal 2009. Sempre più complicata la situazione che si vive al porto di Gioia Tauro. I sindacati lanciano l'allarme e chiedono un incontro con il governo. Vediamo. La guerra fredda tra Med Center Container e MSC, le due società che gestiscono le banchine del porto di Gioia Tauro, intimorisce le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo del luglio scorso. I segretari della FIT CGL, Alessandro Rocchi, FIT CISL, Antonio Piras e Will Trasporti Claudio Tarlazzi, hanno inviato una richiesta di incontri al delegato dei porti del Ministero delle Infrastrutture, Ivano Nasso, per un incontro urgente sulla situazione del porto di Gioia Tauro. A spaventare i rappresentanti sindacali nazionali di categoria sono le mosse adottate dall'autorità portuale con il commissario Andrea Agostinelli, che ha chiesto precise indicazioni alla Med Center sulla situazione del terminal. Nella missiva si legge che, considerato che lo sviluppo della vicenda potrebbe influire negativamente sul destino di molti lavoratori e su un intero territorio, ci rendiamo disponibili, scrivono i sindacalisti, fin dalla prossima settimana per individuare una data utile per effettuare l'incontro. In questa situazione i sindacati vogliono correre e sanno bene che non c'è più tempo da perdere. Tutto questo mentre i timori di una tenuta dello scalo calabrese oramai già di fatto nelle mani di MSC, che in qualsiasi momento potrebbe spostare il traffico delle navi in altri porti del Mediterraneo. In mancanza di interventi autorevoli che possano mettere i paletti a una vicenda che è drammatica, si attende quello che il Ministero avrà da dire ai sindacati, sempre se li convocherà. E vediamo, c'è un'ultimissima di cronaca, la vediamo insieme sulle agenzie di stampa. Arriva da Reggio Calabria, paura ma nessuna conseguenza per le persone a Reggio Calabria a causa di un incendio scoppiato per cause in corso di accertamento in un'abitazione delle cosiddette case parcheggio del rione Santa Caterina. Il rogo, secondo quanto si è appreso, si sarebbe sviluppato da una cucina alimentata a GPL posta all'interno di uno degli appartamenti
situati all'ultimo piano del complesso edilizio. Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, accorsi anche con un'autoscala, ha consentito l'immediata messa in sicurezza di una bombola di GPL a rischio potenziale di esplosione, scongiurando la possibilità di gravi conseguenze per gli occupanti dello stabile. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Villetta in fiamme nel Vibonese, il rogo ha interessato un'abitazione estiva disabitata a Drapia. Sul posto 7 unità dei Vigili del Fuoco e 2 automezzi. Sull'episodio indagano i carabinieri. Tentano di scassinare con un piede di porco un distributore automatico di tabacchi. Arrestati dai carabinieri di Renda un 35enne e un 30enne. Sempre i militari dell'aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Renda hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Cerzeto e deferito per lo stesso reato un 17enne di Cosenza, entrambi con precedenti di polizia. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare un'auto. Un 76enne di origine marocchina è stato aggredito con un coltello e poi con calcio e pugni da un connazionale 35enne che avrebbe preteso dei soldi dall'anziano. È accaduto a Gizzeria Lido. A rifiuto del 76enne il ragazzo avrebbe reagito aggredendolo e ferendolo alla mano con un coltello. Indagini in corso a Reggio Calabria dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato trovato in un casolare. A dare l'allarme sono stati i Vigili del Fuoco intervenuti per domare le fiamme all'interno dell'abitazione. Sono stati loro ad accorgersi che c'era il corpo di un uomo e per questo hanno allertato subito i carabinieri. Saranno i risultati dell'autopsia a fornire elementi ulteriori sulla morte dell'uomo. Sconcerto e dolore all'Ocri dopo l'incidente avvenuto sulla 106 nei pressi di un notocinema. Un'auto ha travolto una coppia. L'uomo, Pasquale Sgotto di 43 anni, è morto mentre la compagna è rimasta gravemente ferita. La persona alla guida dell'auto si è subito fermata chiamando i soccorsi. Non destano preoccupazioni le condizioni di 2 cittadini marocchini, un uomo e una donna rispettivamente di 30 e 50 anni, ricoverati all'Ocri dopo essere stati investiti da una fiammata all'interno della loro abitazione provocata da una fuga di gas. Il fatto è avvenuto a Bovalino. Alleviare i disagi del pronto soccorso di Catanzaro, l'obiettivo di un incontro a cui hanno preso parte i vertici della sanità territoriale, ma vediamo che cosa è emerso. Per diminuire il carico di utenti del pronto soccorso del Pugliese verranno sottoscritti nel giro di una settimana nuovi protocolli di intesa finalizzati a incrementare la sinergia tra l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, quella ospedaliero universitaria Mater Domini e l'azienda sanitaria provinciale. È quanto emerso nel corso di un incontro a Catanzaro a cui hanno preso parte i vertici della sanità locale e gli amministratori. Entro la prossima settimana, scritto in una nota, verrà dunque indetta dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale una conferenza dei servizi che servirà a normare in maniera ancora più puntuale la collaborazione fra i 3 enti sanitari. Lo scopo è quello di diminuire i disagi dei pazienti nel pronto soccorso. Sulla realizzazione poi del nuovo ospedale del capoluogo e sul processo di integrazione fra il Pugliese Ciaccio e la Mater Domini, convocata una riunione per il prossimo 31 gennaio negli uffici del commissario per l'attuazione del piano di rientro. Un altro passo in avanti, conclude la nota, che consentirà di raggiungere nell'arco di qualche giorno un risultato fondamentale. Nessuno alla bacchetta magica, si conclude, però è possibile centrare risultati essenziali con un'organizzazione più regolamentata. A Cosenza adesso, perché un riconoscimento ufficiale è stato conferito dal municipio ad un cittadino illustre, il professor Stanislao Rizzo. Vediamo. A Palazzo dei Bruzzi, a Cosenza, una sala gremita fino all'inverosimile ha accolto il professor Stanislao Rizzo, che dopo oltre 40 anni è tornato nella sua città, festeggiato da colleghi, compagni di scuola e amici. Rizzo, oculista di fama internazionale, è stato il primo al mondo ad eseguire nel 2011 un impianto di protesi retinica. La retina artificiale consiste nel stimolare le cellule sopraffisse della retina con un chip impiantato sulla superficie retinica che cattura delle immagini dall'esterno e le trasmette mediante un stimolo elettrico al cervello, mediante il nervo ottico. Per ora è limitato solo a una piccolissima percentuale di pazienti che hanno una malattia importante e terribile come la retinite pigmentosa, che per fortuna è una malattia molto rara.
però speriamo nel giro di qualche anno di poter ampliare il campo d'applicazione in modo da poter curare più persone possibile. Stanislao Rizzo ha tenuto, con un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti, una lectio magistralis sul tema ridare la vista, tecnologia e ricerca per un sogno da realizzare. Al termine al professor Rizzo è stato conferito il nuovo riconoscimento di ambasciatore della conoscenza, pensato dall'amministrazione comunale per quei cosentini che si sono distinti nel mondo per i loro talenti. Lo sport, le calabresi di Serie C con il vento in poppa vincono Cosenza, Rende e Reggina, pari del Catanzaro in terra campana. Gianluca Pasqua. 5 successi di fila, la scalata del Cosenza continua e i lupi si arrampicano fino al quinto posto in classifica. La partenza da handicap è annullata e al di là dei risultati la squadra di Braga dà l'impressione di poter crescere ancora. Netta la supremazia sul Matera, agganciato al termine del confronto ma parso una spanna inferiore rossoblù, proiettati alla ricerca del vantaggio, sfiorato in diverse occasioni. Nel fango del Marulla il Cosenza, con il nuovo acquisto Perez subito in campo, non si impantana, è un assedio fatto di grinta e qualità che annichilisce i lucani, mai pungenti in avanti con Giovinco, Sartore e Casoli, puntualmente respinti dalla difesa di casa. Più equilibrata la sfida in avvio di ripresa, fino all'acuto di Manuel Pascali, il suo stacco di testa vale il vantaggio di rossoblù. E la svolta nella gara, con il Matera costretto ad esporsi e a subire le ripartenze di Okereke, imprendibile e abile nel servire corsi, libero di segnare un gol straordinario per il raddoppio dei lupi. Finale thriller con il gol di Duganzic allo scadere e l'espulsione severa di Calamai, ma per il Cosenza la domenica è da incorniciare. Così come il sabato sera del Rende, la febbre biancorossa continua a salire nonostante mister Trocini continui a parlare di salvezza. Panbianchi e compagni seguono la scia delle prime e i 3 punti di Siracusa sono un'altra tappa nel percorso da applausi della matricola terribile. L'approccio positivo degli ospiti ha sorpreso i siciliani, di certo non in palla come nelle migliori occasioni, e puniti dal colpo di testa di Porcaro sul solito calcio di punizione di Ladivi. Nella ripresa il Rende non ha saputo chiudere il match, esponendosi nel finale agli assalti dei Leoni, arrembanti ma poco lucidi sotto porta. Un punto strappato con le unghie, quello conquistato dal Catanzaro al Menti di Castellammare di Stabia. Vespe in vantaggio grazie all'incursione di Canotto e all'errore di Zanini. E giallorossi ancora più in difficoltà dopo l'espulsione di Marin, intervenuto nel litigio tra Sabato e Canotto. In 11 contro 10, miracolo di Nordi, hanno tenuto in gara il Catanzaro e messo le basi per il pareggio firmato da Toni Letizia, colpo di testa in rete ed esultanza con Capriola. La differenza tra Reggina e Paganese? Questione di 11 metri, quelli sprecati da Scarpa nel primo tempo, nella circostanza del rigore parato da Cucchietti, e quelli sfruttati da De Francesco, che ha salutato il Granillo con un gol da 3 punti. In mezzo le occasioni dei Campani, poche, e quelle di Amaranto, numerose e annullate da un gomis in stato di grazia. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo staff di meteoincalabria.it. L'aria instabile che ha provocato il peggioramento di domenica si sta ormai allontanando verso la Grecia, permettendo così un veloce miglioramento del tempo sulla nostra regione per la giornata di oggi. In ogni caso, nuova instabilità è attesa per martedì, prima di un'espansione dell'alta pressione che dovrebbe garantire tempo buono sulla Calabria a partire da mercoledì. Martedì il rapido passaggio di un'area stabile produrrà nella prima parte della giornata nuvolosità diffusa e piogge sparse più frequenti su Catanzarese, Vibonese e Reggino. Sulla Calabria centro-settentrionale, comunque, rapido miglioramento del tempo sin dalla mattinata. Deboli nevicate su Pollina e Sila, oltre 1600 metri, e sulle vette dell'Aspromonte. Dal pomeriggio miglioramento generalizzato del tempo anche sul sud della regione, con le ultime deboli precipitazioni in via di esaurimento. Temperature stazionarie. Analizziamo adesso lo stato di mare a venti. Martedì mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio Crotonese e del Basso Cosentino, che sarà molto mosso. Venti ovunque dai quadranti settentrionali moderati o a tratti forti sullo Ionio, da deboli a moderati sul Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.